Agrigento l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa del Movimento Noi con Salvini interviene nel merito della fuoriuscita del comune di Agrigento dal consorzio del Voltano e poi della convention del movimento in programma domani mattina, domenica 29 novembre al Giardino della Valle, vicino la clinica Sant'Anna, alle ore 10:30. Nella delibera della Giunta Comunale di Agrigento, la numero 160 del 24 novembre 2015, la Giunta Comunale di Agrigento dismette, leggo testualmente, la partecipazione alla società Voltano. Giuseppe Di Rosa del Movimento Noi con Salvini. Quali sono le conseguenze di tale dismissione? Ma intanto la Giunta può solo proporre al Consiglio, che è l'unico organo demandato a poter decidere su partecipate ed altro da parte del Comune. Io nel mio appello infatti invito il Consiglio Comunale ad avere un sussulto di dignità e bocciare categoricamente questa proposta da parte del Sindaco, perché la Voltano SpA è l'unico ente a partecipazione pubblica che potrebbe permettere, qualora ci fossero problemi inerenti alla costituzione delle eventuali partecipate da parte dei prossimi comuni dovuti alla legge sulla ripubblicizzazione dell'acqua, a poter immediatamente fungere da serbatoio, guarda caso acqua, da serbatoio per gli altri comuni e poter ripartire immediatamente con la gestione pubblica. Oltretutto va specificato e immediatamente detto alla gente che il Voltano SpA è una delle partecipate alle quali il comune ha sempre avuto le sue parti e oltretutto è una delle maggiori azioniste, ma oltretutto farlo oggi in itinere con la legge che in questi giorni è stata voluta dalla Regione, è stata votata favorevolmente dal Consiglio Comunale, andarla a fare oggi è un suicidio o un chiarissimo segnale da parte dell'amministrazione al modus operandi che dovremo adottare nel futuro, cioè l'acqua rimarrebbe al privato. Assolutamente no, sarebbe motivo di soprassedere un attimino e aspettare quello che succede, perché va specificato, la legge è stata impugnata e non bocciata. Giuseppe Di Rosa, domani mattina, domenica 29 novembre ad Agrigento, al Giardino della Valle, vicino alla clinica Sant'Anna, una convention del Movimento Noi con Salvini. Tra gli altri concludono gli onorevoli Arena e Attaguile. Sì, presentiamo alla città la nuova stagione del Noi con Salvini ad Agrigento. Abbiamo aderito già io e l'ex consigliere nonché assessore comunale Michele Mallia e tanti altri amici. Tanti altri erano già all'interno, assieme a tutti gli altri vogliamo dare la possibilità ad Agrigento di avere un'alternativa a coloro i quali purtroppo per noi ci hanno ridotto nello stato in cui siamo e nello stato in cui siamo vorremmo dare la possibilità di uscire da questo impasse politico.